Buonasera a tutti. Iniziamo con l'appello. Buonasera a tutti, procedo con l'appello. Sarto Marco, Montisano Vera, Perissinotto Nicola, Zia Paolo, Canta Elisa, Di Vece Daniela, Trevisan Elisa, Bravin Presente. Rachele, Finotto Alberto Fabio, Guglielmini Pierino, Battistuta Diego, Tamassia Evaristo, Marchesan Rocco, Presente. Striuli Luciano, assente giustificato, Buoso Arianna, Miolo Carlo, assente giustificato, Baso Lino Antonio. Vengono nominati scrutatori per questa seduta il capogruppo Marchesan, il consigliere Baso e la consigliera Di Vece. Iniziamo con il primo punto all'ordine del giorno, comunicazioni del sindaco, a cui passo la parola. Vi chiedo di avere un po' di pazienza perché ci sono una serie di dati e di passaggi da leggere. Allora, che la stagione estiva fosse stata difficile lo si era già intuito da questo inverno, in quanto le precipitazioni sia piovose che nevose erano state davvero esigue rispetto alla media degli scorsi anni. Da marzo anche gli organi di stampa avevano iniziato a parlare di una difficile stagione estiva dal punto di vista della siccità. Le città di Caorle ed Eraclea nel periodo estivo aumentano in modo esponenziale il fabbisogno idropotabile per la vocazione turistica del territorio. Veritas, agi nel passato, ricorre quindi alla messa in funzione dell'impianto di potabilizzazione di Boccafossa situato in comune di Torre di Mosto. L'impianto, sito ad oltre 19 km dalla foce dell'Ivenza, è in grado di produrre giornalmente circa 20.000 metri cubi, cioè 20 milioni di litri di acqua potabile, che per dare un ordine di grandezza corrispondono al fabbisogno di circa e forse più 100.000 persone. Dalla sua costruzione all'inizio degli anni 70 l'impianto non ha mai avuto registrato problemi di stabilità dei parametri dell'acqua del fiume, né tantomeno di risalita di acqua salata dal mare. Il fenomeno è quindi certamente definibile come eccezionale. Il giorno 29 giugno, su invito della conferenza dei sindaci con la presenza dei due enti Acquedotto, LTA e Veritas, il consorzio di bonifica affermava che la situazione appariva piuttosto critica considerata la ridotta portata da monte dei principali corsi d'acqua, comportando una risalita accentuata del Cuno Salineo con presenza di acqua salata ben oltre i 20 km nell'entroterra e di conseguenza era messa in forte difficoltà l'attività irrigua prossima alle foci. I rappresentanti degli enti acquedotto, al contrario, pur riconoscendo una situazione siccitosa critica, hanno affermato che non ci sarebbero stati problemi sull'idropotabile, in quanto le fonti erano integrate ed eventualmente avrebbero potuto sostituirsi una con l'altra in caso di emergenza. In data 19 luglio è stata emessa l'ordinanza numero 60 a firma del Presidente Luca Zaia. Il Presidente della Regione Veneto è stato nominato commissario delegato per gli interventi urgenti per la gestione idrica in applicazione a quanto stabilisce l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile emanata lo scorso 21 luglio. In qualità di commissario, con l'obiettivo di dare tempestività ed efficacia alle azioni da intraprendere, il Presidente ha emanato l'ordinanza numero 25, con la quale ha nominato il dottor Nicola Dall'Acqua, attuale direttore di Veneto Agricoltura, soggetto attuatore per il coordinamento e la gestione delle attività commissariali. Ecco, ricordo che il Presidente con l'ordinanza numero 60 aveva elevato ad alto il grado di criticità dei bacini che fornivano l'acqua potabile. Venerdì 21 luglio ultimo scorso la strumentalizzazione dell'impianto di Boccafossa ha rilevato un improvviso aumento di conducibilità, parametro che indica la presenza di concentrazioni di salinità, e tale aumento ha avuto una durata di circa un'ora per poi rientrare. Già dopo questo episodio i tecnici di Veritas hanno subito segnalato il fenomeno, indagando circa le portate dell'Ivenza. Come a tutti noto, le portate del fiume erano segnate verso i minimi. Il giorno successivo, sabato 22 luglio, la conducibilità ha iniziato ad oscillare, consentendo comunque all'impianto di produrre acqua potabile entro i limiti di sicurezza. Scattavano quindi segnalazioni anche verso il nominato commissario per la siccità. Dato il fenomeno, iniziava anche una manovra idraulica per reperire acqua da collegamenti esistenti. Domenica 23 luglio
il livello di conducibilità dell'acqua del fiume si è stabilizzato, registrando una salinità cresciuta a livelli tali da obbligare la fermata dell'impianto. Sempre nella giornata di domenica il servizio ha mantenuto una relativa funzionalità, sfruttando l'accumulo dell'acqua prodotta il giorno prima e le manovre eseguite sulla rete. In tal modo si è favorito un afflusso di acqua dall'entroterra e della parte ovest del territorio. Queste manovre hanno consentito di limitare quasi del tutto il disagio dell'Eraclea e a contenerlo a Torre di Mosto, mentre, anche a causa della distanza e della ramificazione della rete, la città di Caorle è stata interessata da una crisi idrica con pressioni di erogazioni fra soli 5 e 10 metri, insufficienti a volte anche a raggiungere i primi piani. Le manovre di rete sono state affinate continuamente nei giorni successivi in modo da aumentare l'erogazione per quanto possibile, concentrando la spinta negli orari e queste fasce dalle 7 alle 9, dalle 11.30 alle 14, dalle 18 alle 21, soprattutto nella giornata di mercoledì 27. Sono stati anche installati dei rubinetti per l'approvvigionamento di emergenza in previsione di eventuali ulteriori problemi di pressione. Contemporaneamente si è provveduto a realizzare un collegamento di emergenza fra il potabilizzatore di Boccafossa e il vicino canale consortile Brian, pure dotato di opera di presa sulla Livenza ed anche di barriera antirisalita. Il collegamento di emergenza è avvenuto grazie alla mobilitazione della Protezione Civile con la collaborazione sostanziale del Consorzio di Bonifica del Veneto Orientale. Il primo collegamento della Protezione Civile è stato completato nella notte da lunedì a martedì. Entro martedì pomeriggio è stato realizzato il collegamento di maggiori dimensioni grazie alla collaborazione con il Consorzio di Bonifica del Veneto Orientale di altre aziende acquedottistiche venete, Piave Servizi, riunite nel consorzio Vivere Acqua, di cui anche Veritas fa parte. Da martedì sera è ripresa l'alimentazione dell'impianto, che non è immediata, ma che richiede alcune ore. Alle 5 di mercoledì si è potuto fare il campionamento dell'acqua potabile prodotta in contemporanea con l'ASL numero 4 e atteso riscontro di potabilità dopo le 24 ore non derogabili per avere i risultati microbiologici è stata data acqua potabile alla rete. Alle 7.10 di giovedì 28 luglio l'acqua è stata immessa in rete e il servizio è progressivamente tornato regolare in tutta la rete entro circa 3 ore. Alle operazioni di costruzione del collegamento sovrintendeva il dottor Nicola Dall'Acqua, commissario delegato della gestione della crisi idrica, come dicevo prima, e piano degli interventi di cui all'ordinanza 906 della Presidenza del Consiglio dei Ministri attraverso il capo del Dipartimento della Protezione. Nella prima riunione successiva del comitato di crisi, il commissario ha raccolto il suggerimento di Veritas di realizzare immediatamente un consolidamento del collegato con il canale Brian e ha inserito e finanziato nel piano degli interventi un'opera di presa di emergenza azionabile in forma stabile. L'opera, che consiste in una tubazione stradale in ghisa con più pompe alimentate elettricamente, è già in corso di realizzazione a cura di Veritas e grazie alla collaborazione del Consorzio di Bonifica Veneto Orientale e ne è previsto il completamento entro la metà di agosto. L'opera peraltro appare necessaria anche per eventuali usi futuri, stante la possibilità che si ripetano fenomeni del genere registrato a questo punto non più definibili come eccezionali. Attualmente il potabilizzatore di Boccafossa è rifornito nuovamente dalla Livenza per circa l'80% delle necessità, visto che si è registrata negli ultimi 4 giorni, dal 30 luglio al 2 agosto, una discesa del Cuno salino. Sono invece state registrate delle sacche saline nel canale Brian, probabilmente dovute ad infiltrazioni arginali o del vecchio letto del fiume. L'alternanza delle due fonti risponde ad una cresciuta sicurezza per il rifornimento idropotabile della rete della città di Caorle, anche se non sembra rinunciabile, almeno durante questa crisi di eccezionale siccità, una maggiore portata della Livenza, a meno per ciò che è derivabile dai laghi subalpini e alpini, cui il commissario delegato ha già rivolto apposita richiesta. Sono sempre state tenute informate da Veritas le autorità comunali, in particolare il comune di Caorle, nelle persone è stata avvisata l'amministrazione comunale, insomma, costantemente, le persone del sindaco e del vice sindaco. Per la precisione, le prime informazioni però, ecco, questo va detto, sono arrivate all'amministrazione comunale il 24 luglio alle ore 15:14. Venivano esposte alcune criticità e verso sera avremmo dovuto eventualmente, nel caso la situazione fosse peggiorata, eventualmente emettere un'ordinanza. Alle 19 invece la rete ha cominciato ad andare in sofferenza con tutto quello che poi è successo e che tutti insieme abbiamo vissuto. L'amministrazione comunale
come dicevo prima, si è costantemente rapportato con Veritas, con il Consorzio di Bonifica e con il commissario straordinario Nicola Dall'Acqua. Il 26 luglio poi mi sono personalmente recato presso l'impianto di Boccafossa per accertarmi delle operazioni che si stavano compiendo. Le informazioni fornite alla cittadinanza erano il frutto di quanto raccolto e sintetizzato dagli enti sopracitati con i quali l'amministrazione si è rapportata ed è stata sempre in stretto contatto. Lo stesso Presidente della Regione, che è stato uno dei punti forse più criticati, cioè quello del 26, nel punto stampa tenutosi presso la Regione affermava quanto anche il Sindaco Di Carlo aveva detto nello stesso giorno. Le cause sono sicuramente di tutto questo riconducibili nei fattori naturali, con forte mancanza di apporti dal Cansiglio e Gorgazzo, ma anche da azioni di natura antropica, con il blocco del passaggio delle portate dei fiumi Piave a Livenza e con il blocco delle portate del Cellina a Meduna sulla base dell'ordinanza del Presidente Fedriga. Ecco, va detto che sicuramente è stata ed è in parte ancora lo è una situazione grave. Tutto ciò io credo debba farci riflettere profondamente sull'utilizzo delle risorse idriche, sulla loro protezione e salvaguardia e sul fatto che non sono più così scontate. Aggiungo, ma poi era parte della risposta dell'interpellanza, naturalmente che sulla scorta di tutte le verifiche che stiamo facendo, l'amministrazione comunale per conto della città, per conto dei propri operatori, dei propri cittadini e dei propri turisti, si riserva di intraprendere non solo la tutela dell'immagine della città, ma di chiedere anche eventuali risarcimenti per i danni e i disagi patiti dalle attività economiche e anche dai nostri turisti. Addirittura d'arrivo, questo per far capire che la situazione è in continua evoluzione, però ve lo risparmierei perché queste erano le comunicazioni del Sindaco. Poi c'è un comunicato del Presidente della Regione questa mattina che naturalmente conferma sostanzialmente che dai laghi montani una quantità d'acqua viene deviata verso il Piave, verso il Meschio e verso Livenza. Aggiungo io naturalmente, ma questo poi sarà tutto da verificare, molto probabilmente potrebbe esserci un contenzioso anche con l'Enel, perché sembra che l'Enel, e dico sembra perché va verificato, abbia interrotto una condotta per la messa in manutenzione, ma ritenga che quella condotta non sia più utilizzabile in termini di far confluire l'acqua nei bacini che servono il territorio, perché la concessione, secondo l'Enel, è scaduta da 100 anni. Il commissario dell'acqua ha fatto un decreto con il quale naturalmente intima e invita Enel a ripristinare quel flusso, e questo dovrebbe mettere completamente in sicurezza, no, perché la situazione di disagio è una situazione di tutto il territorio nazionale. Il fatto che all'interno della regione si sia nominato un commissario che ci siano danni gravi e irreparabili all'agricoltura è altrettanto vero, perché anche questo voglio dire, e le conseguenze le vedremo sicuramente più avanti. La cosa che va sottolineata e che ci tengo a sottolineare a questa assemblea è che le amministrazioni comunali tutte in conferenza erano state rassicurate sul fatto che c'erano scarsità di risorse per l'irrigazione dei campi, ma che non ci sarebbe stato alcun problema sotto il profilo dell'utilizzo idropotabile. Ecco, queste erano le comunicazioni che il Sindaco era giusto facesse a questa sala, ma che facesse anche ai cittadini, perché, ribadisco, la situazione è in continua evoluzione e viene costantemente monitorata, e poi ci sarà insomma l'interpellanza che riprenderà alcuni di questi temi. No. Passiamo ora al punto 2 con risposta all'interpellanza che era stata depositata. Passo la parola al Sindaco. La leggo naturalmente perché, no, Presidente. Emergenza acqua a Caorle. È noto a tutti che a causa della straordinaria ondata di siccità la scarsità d'acqua del fiume Livenza ha determinato la risalita del cuneo salino. In sostanza, a beneficio di non addetti ai lavori, l'acqua del mare sta risalendo il fiume Livenza e ciò comporta un calo della pressione idrica. In questo contesto è stato messo a rischio il prelevo d'acqua per uso idropotabile. La conseguenza è l'emergenziale razionamento dell'acqua per i più fortunati. I meno fortunati invece sono rimasti a secco. L'emergenza è scattata domenica 24 luglio, ma i problemi sembra siano stati risolti solo in data odierna.
Nonostante tutto i cittadini si sono dimostrati comprensivi rispetto al disagio, ma possiamo oggi dare garanzie che la situazione non si ripeta in futuro? La gestione dei problemi idrici spetta per competenza a Veritas e l'amministrazione comunale a margini di manovra ristretti ma non inesistenti. Tramite la pagina istituzionale Facebook del Comune di Caore l'amministrazione ha tenuto informati i cittadini in tempo reale, ma non nella realtà dei fatti. Si leggeva entro la giornata di oggi, 26 luglio, saranno risolti i cali di pressione. Ancora, pressione dell'acqua pressoché normale su tutto il territorio comunale, ma dalle testimonianze dei cittadini la situazione alla data delle comunicazioni era tutt'altro che rientrata nella norma. La realtà è che vi è stata una grande confusione sull'informazione fatta più per placare le polemiche che per informare sul reale stato dell'emergenza. Il sindaco diceva che non era il momento di fare polemiche, ma per citare un famoso passo di Cicerone, fino a quando Veritas potrà abusare della pazienza dei cittadini? L'amministrazione replicherà di essersi limitata a riportare quanto riferito dai tecnici di Veritas, ma i cittadini si sono sentiti presi in giro quando dopo i proclami della risoluzione delle problematiche aprivano il rubinetto e non usciva una goccia d'acqua. La mancanza d'acqua ha creato, oltre agli inevitabili disagi, ingenti danni che hanno interessato non solo le famiglie, ma anche le attività ricettive e commerciali costrette, in taluni casi, a chiudere. Qualche turista potrebbe persino avere deciso di terminare la vacanza in anticipo o di cambiare meta. L'acqua, si sa, è un bene di prima necessità e non un comfort. In questa drammatica situazione abbiamo appreso che anche la Protezione Civile sta lavorando al fianco dei tecnici di Veritas e del Consorzio di Bonifica per risolvere in via definitiva il problema dei cali di pressione. Non risulta tuttavia che sia stato attivato il COC, Centro Operativo Comunale. Nel premettere, a scanso di equivoci, che la presente interpellanza non ha lo scopo di strumentalizzare un disagio per finalità politiche, ci chiediamo, l'amministrazione comunale quindi, pur con il ridotto margine di azione, si è limitata a riportare sulla pagina Facebook le informazioni ricevute da Veritas senza verificarne l'attendibilità o si è attivata in qualche modo per gestire e tamponare l'emergenza? Tutto ciò premesso, si interroga il sindaco per sapere 1. Se abbia attivato il COC della Protezione Civile di Caore per il coordinamento dei soccorsi e per dare una copertura formale all'emergenza in corso. 2. In che modo la Protezione Civile sta fronteggiando l'emergenza? 3. Se abbiamo già assunto iniziative legali nei confronti di Veritas o degli enti competenti per i gravi disagi recati ai cittadini, alle attività commerciali ricettive e all'immagine di Caore, anche alla luce della prevedibilità della situazione, vista l'emergenza siccità in corso. 4. Cosa intenda fare in futuro per impedire che si ripetano situazioni analoghe? 5. Se abbiamo alternative per la gestione del tamponamento dell'emergenza in corso e se sì, quali? 6. Se abbia valutato di ricorrere alle autobotti per la distribuzione dell'acqua e il collegamento della rete idraulica dello stadio in modo da consentire ai cittadini residenti ai piani superiori e sprovvisti di autoclave di accedere alle docce. 7. Si intende proporre a Veritas la costruzione di un bypass stabile quale soluzione definitiva per prevenire eventuali criticità di analoga origine. La norma del regolamento si richiede la risposta in seduta consigliare, preferibilmente se il sindaco dispone di elementi necessari in data odierna, vista l'urgenza in subordine si chiede risposta nella prima seduta utile del Consiglio Comunale, il capogruppo Marchesan e il consigliere Arianna Boso. Ora, anche nelle premesse ci sono delle domande, però io mi limito, o ci sono dei punti interrogativi, mi limito a rispondere ai 7 quesiti che l'interpellanza poi, con i quali l'interpellanza chiude, cioè tutto ciò premesso, immagino che di conseguenza quei quesiti facciano parte delle premesse lasciati là senza risposta. Rispondo, dicevo, ai 7 punti che sono stati richiesti all'amministrazione comunale. 1. Se l'amministrazione comunale abbia attivato il COC della Protezione Civile di Caore per il coordinamento dei soccorsi e per dare una copertura formale all'emergenza in corso. No, diciamo che non è stato attivato il COC nella parte in cui il piano di protezione civile non prevede tale fattispecie di emergenza. Semmai doveva essere attivato il COM, Centro Operativo Misto, perché l'eventuale emergenza interessava più comuni, anzi l'emergenza interessa l'intera regione, tanto che il Presidente della Giunta regionale, con ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile, è stato nominato commissario proprio per l'emergenza. Per contro,
Erano stati allertati gli uffici competenti con il loro responsabile, l'ingegnere Lazzarin, responsabile dell'ufficio tecnico, e il comandante della Polizia Municipale, responsabile della Protezione Civile. 2. In che modo la Protezione Civile ha fronteggiato e sta fronteggiando l'emergenza? Per quel che riguarda quella locale, la Protezione Civile comunale non è stata attivata perché non se n'era ravveduta la necessità, anche parlandone con il responsabile. È altrettanto vero che c'era la Protezione Civile, io alludevo a quella regionale che ha lavorato presso l'impianto di Boccafossa assieme al Consorzio di Bonifica e assieme ai tecnici di Veritas. 3. Si abbia già assunto iniziative legali nei confronti di Veritas e degli enti competenti per i gravi disagi arrecati ai cittadini, alle attività commerciali e ricettive e all'immagine di Caorle, anche alla luce della prevedibilità della situazione vista l'emergenza siccità in corso. Mi sembra evidente che la situazione fosse tutt'altro che prevedibile. L'amministrazione è stata in contatto con i rappresentanti delle associazioni di categoria che monitoravano l'evento raccogliendo informazioni che venivano trasmesse all'amministrazione. Veniva messo a disposizione dei cittadini un'utenza di risposta telefonica per eventuali emergenze ed informazioni. Stiamo, come avevo accennato prima, raccogliendo tutti gli elementi utili e necessari volti a promuovere tutte quelle azioni opportune per tutelare l'immagine della città e il risarcimento dei danni e dei disagi patiti dai cittadini, dagli operatori economici e dai turisti. 4. Cosa intenderà fare in futuro per impedire che si ripetano situazioni analoghe? Tutte le azioni politiche e amministrative necessarie per evitare tali situazioni. Si pensi che anche il decreto del commissario è stato sollecitato per l'aumento degli sversamenti dai laghi dal sindaco di Caorle, con il quale, ripeto, si è sentito costantemente. Io non nascondo di aver anche più volte sollecitato la segreteria del Presidente, nella persona del dottor Federico Meneghesso, che mi aveva assicurato che l'amministrazione regionale e il Presidente in persona si stavano attivando per far sì che la situazione volgesse al meglio nel più breve tempo possibile. Ci sono poi un'altra serie, di azioni che possiamo mettere in atto, come quelle di un'eventuale ordinanza e tutela del patrimonio idrico e la sollecitazione di tutte le autorità preposte affinché vengano realizzati gli investimenti previsti da tempo. Voi sapete che nel piano degli investimenti da molti anni erano previsti i bacini di contenimento che non sono mai stati realizzati. Ecco, io credo, come dicevo prima alla fine delle mie comunicazioni, che questo sia veramente un momento che ci faccia riflettere e che anche dalle situazioni più negative si possano affrontare i problemi con una maggiore serietà rispetto a quanto è stato fatto fino ad oggi, perché se la situazione è di questa portata. Rispetto all'ordinanza, comunico al Consiglio Comunale che è evidente che l'ordinanza era stata prospettata anche dal commissario regionale, la conferenza dei sindaci la sta attentamente valutando, perché è evidente che l'ordinanza ha logica se viene emessa non solo dal sindaco di Caorle, ma da tutti i sindaci che utilizzano quei bacini per il fornimento idropotabile. 5. Se abbia valutato alternative per la gestione e il tamponamento dell'emergenza in corso e se sì, quali. Allo stato attuale viene costantemente monitorata la situazione della risorsa idrica tramite i gestori e mantenuto attivo il canale di comunicazione con la Regione e il commissario straordinario. Non ci risulta esserci altro che l'amministrazione comunale possa fare. 6. Se abbia valutato di ricorrere alle autobotti per la distribuzione dell'acqua e o per il collegamento della rete idraulica dello stadio in modo da consentire ai cittadini residenti ai piani superiori e sprovvisti di autoclave di accedere alle docce. Abbiamo preso in considerazione a questo quesito tutte le soluzioni, compresa quelle delle autobotte e degli idranti. 7. Si intenda proporre a Veritas la costruzione di un bypass stabile quale soluzione definitiva per prevenire eventuali criticità di analoga origine. Sono già state attivate le procedure per la realizzazione di un bypass definitivo, finanziato tra l'altro dalla Regione. È già arrivata in questi giorni la richiesta di Veritas per l'emissione di un'ordinanza per la realizzazione del nuovo tratto di condotta, manomissione della sede stradale e la realizzazione del bypass tra Canale Briano e Livenza. Veritas ha già avanzato la richiesta ai comuni di Torre di Mosto e di Caorle di manomissione della sede stradale e dell'emissione di ordinanze perché serviranno 3 giorni di interruzione stradale per la realizzazione del bypass definitivo, come era stato anche citato nelle comunicazioni. Ecco, io
ribadisco la riflessione che ho fatto prima, che ho fatto nelle comunicazioni. L'acqua è veramente un bene comune e questa situazione, che è drammatica in tutta Italia, ma che ha colpito anche in maniera diversa alcune regioni e alcuni settori, debba essere non solo monitorata, ma a questa situazione di emergenza si debba pensare veramente in maniera seria con quegli investimenti, come dicevo prima, che fino ad oggi non sono stati realizzati. Grazie. Ci sono interventi sul punto? Passiamo al punto 3 dell'ordine del giorno, approvazione verbali delle sedute precedenti. Allora, visti i verbali delle sedute del Consiglio Comunale, comprendenti le deliberazioni dal 16 al 30 del 28 aprile 2022 e dal 31 al 39 della seduta del 26 maggio 2022, si dà atto che il deposito dei verbali di cui trattasi a disposizione dei consiglieri è avvenuto nei termini previsti e che copia degli stessi è stata inviata ai capogruppo consigliari nei termini ugualmente previsti. Ritenuti gli atti meritevoli di approvazione in quanto riportanti fedelmente lo svolgimento dei lavori, visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso sulla proposta della presente deliberazione, acquisito successivamente in sede di trattazione dell'argomento anche il parere favorevole del segretario generale, si mette al voto l'approvazione dei verbali del Consiglio Comunale che prima ho indicato. Se ci sono dichiarazioni sul punto, altrimenti possiamo passare alle dichiarazioni di voto. Prego, capogruppo Zia. Grazie Presidente, buonasera a tutti. A riguardo del punto appena esposto esprimiamo parere favorevole. Prego, capogruppo Marchesan. Grazie Presidente, anche noi esprimiamo voto favorevole. Prego, consigliere Baso. Favorevole. Benissimo. E passiamo alla votazione. Voti favorevoli? All'unanimità viene approvato il punto. Passiamo al punto 4. Ratifica deliberazione della Giunta Comunale numero 88 del 9 giugno 2022 avente ad oggetto variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e passo la parola all'assessore Montisano. Buonasera a tutti. La Giunta Comunale, con delibera numero 88 del 9 giugno 2022, ha apportato in via d'urgenza variazioni al bilancio di previsione 2022-2024. L'urgenza nasce dalla necessità di far fronte a sopravvenute esigenze di spesa. In questa variazione d'urgenza si è reso necessario incrementare lo stanziamento delle spese per l'organizzazione dei centri estivi per le maggiori iscrizioni rispetto alle previsioni. Questa spesa trova copertura nei maggiori proventi derivanti dalle maggiori iscrizioni. Erano stati previsti 180 posti, poi sono arrivate 250 richieste e alla fine sono state accolte 222, quindi 42 in più rispetto alle iniziali previste. Inoltre, in base al numero definitivo dei carabinieri stagionali e per il rispetto del protocollo di sicurezza dell'Arma dei Carabinieri, si è reso necessario incrementare lo stanziamento per spese per alloggi dei carabinieri. Si è provveduto a stanziare euro 26.000 oltre agli euro 14.000 già stanziati al bilancio. Io avrei finito. Se qualcuno ci sono dichiarazioni, comunicazioni sul punto, passiamo alle dichiarazioni di voto. Prego, capogruppo Zia. Grazie Presidente. A riguardo del punto esposto esprimiamo parere favorevole. Prego, capogruppo Marchesan. Noi ci asteniamo in questa votazione. Prego, consigliere Baso. Astensione. Passiamo alla votazione. Voti favorevoli? Astenuti? Il Consiglio approva. Passiamo ad approvare la immediata esecutività. Voti favorevoli? Astenuti? Il Consiglio approva anche l'immediata esecutività. Passiamo al punto 5, ratifica della deliberazione della Giunta Comunale numero 119 del 7 luglio 2022 avente ad oggetto variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2022-2024. Passo la parola all'assessore Montisano. Sì, grazie.
La Giunta Comunale, con delibera 119 del 7 luglio 2022, ha apportato in via d'urgenza variazioni al bilancio di previsione 2022-2024. L'urgenza nasce dalla necessità di far fronte a sopravvenute esigenze di spesa riguardanti la realizzazione di un centro di sgusciamento presso il mercato ittico comunale, nei termini indicati, pena la revoca del contributo ricevuto. Il contributo ammonta ad euro 127.569,17 e copre integralmente il costo del progetto senza alcun aggravio di spese per il comune di Caorle. I lavori che sono iniziati riguardavano i lavori di allestimento dei locali di lavorazione, l'acquisizione di beni strumentali dedicati e la coibentazione della pavimentazione di 2 celle frigo. Io avrei terminato. Ci sono interventi sul punto? Nessuno? Possiamo passare alle dichiarazioni di voto. Prego, capogruppo Zia. Grazie Presidente. Esprimiamo parere favorevole. Grazie. Prego, capogruppo Marchesan. Noi votiamo astensione. Prego, Astensione. Benissimo. Passiamo alla votazione. Voti favorevoli? Astenuti? Il Consiglio approva. Passiamo ad approvare anche l'immediata esecutività. Voti favorevoli? Astenuti? Il Consiglio approva. Passiamo al punto 6. Relativo alla variazione di bilancio di previsione finanziario anno 2022-2024, passo la parola all'assessore Montisano. Sì, grazie. La variazione relativamente alla quale andremo a deliberare oggi ammonta ad euro 980.177,01. Prevede l'utilizzo di avanzo accantonato per euro 340.717,01 e di avanzo per investimenti per euro 82.000. Sono compresi i trasferimenti relativi ad un contributo straordinario per lo smaltimento di spiaggiato pari a 288.130 e riguarda gli eventi atmosferici eccezionali del 2019 e il contributo regionale di euro 85.000 relativo alla nomina di Caorle quale città veneta della cultura per l'anno 2022. Ammonta invece ad euro 193.000 il fondo ristoro per minori entrate di imposta di soggiorno relativamente agli anni 2020 e 2021 proveniente dallo Stato. Vi sono inoltre manovre compensative che interessano variazioni tra capitoli di spesa. Mediante tale variazione si procede allo stanziamento di fondi per l'acquisto di attrezzatura sportiva e per la gestione del verde pubblico. Si stanziano euro 180.000 per la gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica, essendoci stata sia la revisione dei prezzi da parte di Simet che un nuovo contratto con la ditta Hera. Vengono finanziati i capitoli di spesa relativi alla promozione e all'informazione turistica, alle iniziative sportive, alle manifestazioni turistiche, alle luminarie e all'energia elettrica relativa alle manifestazioni. Il contributo derivante dalla nomina di Caorle Città Cultura Veneta 2022 permette di rifinanziare i capitoli di spesa relativi alla cultura. L'avanzo accantonato, pari ad euro 340.717,01, viene utilizzato per la copertura del debito fuori bilancio relativa alla sentenza in appello con cui Caorle Patrimonio SRL veniva condannata a restituire ad Atradius, Credito Caution SA, la somma di euro 310.100,48, oltre ad interessi legali alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte appellante per i 2 gradi di giudizio e comprese le spese generali al 15%, IVA, la cassa e come previsto dalla legge. Io avrei terminato. Ci sono interventi sul punto? Nessuno? Passiamo alle dichiarazioni di voto. Prego, capogruppo Zia. Grazie Presidente. Riguardo il punto appena esposto, parere favorevole. Grazie. Prego, capogruppo Marchesan. Noi ci asteniamo. Prego, consigliere Baso. Astensione. Benissimo. Passiamo alla votazione. Voti favorevoli? Astenuti? Consiglio approva. Passiamo ad approvare l'immediata esecutività. Voti favorevoli? Astenuti? Passiamo ora al punto 7 relativo al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio a seguito della sentenza della Corte d'Appello di Venezia numero 2186 del 2019. Passo la parola all'assessore Montisano. Grazie. Con la sentenza 2186 del 2019 la Corte di Appello di Venezia
condannava la Caorle Patrimonio a restituire ad Atradius Credito Caution S.A. euro 310.110,48 oltre ad interessi legali alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte appellante. Il Comune di Caorle era socio unico della Caorle Patrimonio in liquidazione SRL ed il 16 novembre 2021 si è riunita l'assemblea finale che ha deliberato di assegnare tutte le attività e le passività residue all'unico socio. Con la delibera del Consiglio Comunale numero 74 del 30 novembre 2021 è stato approvato il bilancio finale di liquidazione della Caorle Patrimonio ed il Comune è subentrato anche nelle vertenze legali della società estinta. L'avvocato Francesco Acerboni, il 27 luglio 2022, con protocollo 28.323, ha inoltrato il conteggio della somma richiesta al Comune di Caorle da Atradius. Tale somma ammonta ad euro 340.717,01 e comprende gli interessi legali e le spese sostenute dall'appellante per il primo e secondo grado di giudizio. È da ricordare che la sentenza in questione è stata impugnata avanti alla Corte di Cassazione, ove è ancora pendente. Con la presente delibera si procede al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio di euro 340.717,01 ai sensi dell'articolo 194,1 lettera A del decreto legislativo numero 267 del 2000, che fa rientrare tra le ipotesi di debito fuori bilancio le sentenze provvisoriamente esecutive. Il debito fuori bilancio in questione trova copertura finanziaria nel bilancio corrente d'esercizio finanziario per effetto della variazione di bilancio di previsione 2022-2024 approvata nel Consiglio Comunale di oggi, l'ordine del giorno punto 6 che abbiamo appena discusso. La somma deriva da applicazione di avanzo accantonato. Ci sono interventi sul punto? Passiamo alle dichiarazioni di voto. Prego, capogruppo Zia. Grazie Presidente. Riguardo del punto esposto, parere favorevole. Grazie. Prego, capogruppo Marchesan. Noi ci asteniamo. Prego, consigliere Baso. Astensione. Passiamo alla votazione. Voti favorevoli? Astenuti? 3. Il Consiglio approva. Passiamo all'approvazione dell'immediata esecutività. Voti favorevoli? Astenuti? Il Consiglio approva. Passiamo al punto 8, relativo alla nomina del revisore dei conti dell'azienda speciale Don Moschetta. Passo la parola all'assessore Montisano. Grazie. Il 30 giugno 2021 è scaduto l'incarico del revisore dei conti dell'azienda speciale Don Moschetta, nominato con delibera consigliare numero 30 del 29 luglio 2019. Come previsto dall'articolo 37 dello Statuto dell'azienda speciale, rimane comunque in carica fino alla nomina del nuovo revisore. Tale nomina spetta al Consiglio Comunale. Il 24 giugno 2022 è stato pubblicato avviso pubblico per manifestazione di interesse alla carica di revisore dei conti dell'azienda speciale Don Moschetta fino al 30 giugno 2025 per il medesimo compenso attribuito al revisore uscente, pari a 3.500 euro annui, oltre ad IVA e al contributo previdenziale, che sono a carico dell'azienda speciale. Tra le candidature pervenute è stata individuata nella persona della dottoressa Laura Vendrame di Portogruaro, iscritta all'albero dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Pordenone al numero 532, la figura idonea a ricoprire l'incarico di nuovo revisore dei conti dell'azienda speciale Don Moschetta. Quindi proponiamo la dottoressa Vendrame come candidata, come revisore. Interventi sul punto? Nessuno. Passiamo alle dichiarazioni di voto. Prego, capogruppo Zia. Grazie Presidente. Esprimiamo parere favorevole. Prego, capogruppo Marchesan. Noi ci asteniamo. Prego, consigliere Baso. Astensione. Passiamo alla votazione. Voti favorevoli? Voti astenuti? Okay. Il Consiglio approva. Passiamo alla votazione dell'immediata esecutività. Voti favorevoli? Scusi capogruppo Marchesan, scusa. perché anche prima ha votato sia inavvertitamente ha votato sia a favore che per l'astensione. No. Ritengo che il suo voto sia solo per l'astensione. Astensione, sì. Benissimo. Quindi voti favorevoli? Astenuti? Il Consiglio approva. Passiamo al punto 9 dell'ordine del giorno relativo all'approvazione degli accordi di pianificazione ex articolo 6 legge regionale 11/2004 e adozione della variante 21 al piano degli interventi, e do la parola al consigliere delegato Tamassia.
Sì, grazie Presidente, buongiorno a tutti. Allora, con avviso pubblico del 22 marzo 2017 è stata attivata una procedura di evidenza pubblica per raccogliere eventuali proposte di accordi pubblico-privato di rilevante interesse pubblico ai sensi della legge regionale 11. Inoltre, con delibera di giunta comunale numero 29 del 9 febbraio 2017, sono state dettate linee guida per la trasformazione delle attività alberghiere aventi i requisiti dell'articolo 15,4 e 32 delle norme tecniche di attuazione del PAT, cioè meno di 25 camere o meno di 50 posti letto. A seguito del suddetto avviso, successivamente ai termini previsti, ma nel rispetto degli obiettivi del PAT, di riqualificazione del tessuto urbano esistente, al fine di garantire una ricettività di alta qualità, sono pervenute nel 2020 e nel 2021 le seguenti proposte di accordo. La prima, ditta Cristina SRL, ora Live Caorle SRL, proprietaria delle aree site in Cauro ai fogli 34 mappale 71 e 287 e ai fogli 42 mappale 139, ove sorgono rispettivamente l'ex Colonia Belluno e l'ex Hotel Messico. Proposta del 21 dicembre 2021, protocollo 48266, sostituita integralmente a seguito di valutazioni istruttorie tecniche in data 29 aprile 2022, protocollo 16445, proponente un intervento di riqualificazione complessiva dell'area dell'ex colonia, la demolizione dell'Hotel Mexico e la traslazione della relativa superficie utile esistente nel lotto dell'ex colonia, un'ulteriore superficie utile per incrementare la possibilità edificatoria del lotto, ove sorge l'ex colonia, per realizzare una nuova struttura alberghiera, proponendo altresì un'altezza maggiore rispetto al PRG attuale da 15 a 25 metri. Con la proposta viene prevista la cessione dell'area dell'Hotel Messico al Comune di Caorle, sgombra del fabbricato. In precedenza, nel 2017, la ditta aveva già presentato una proposta di accordo di pianificazione, accolto dall'amministrazione con delibera di giunta comunale numero 224 del 2018, a cui la ditta non diede mai corso. La proposta prevedeva, oltre alla realizzazione di una nuova struttura alberghiera e alla traslazione del volume dell'Hotel Messico, anche una quota di volume ai fini residenziali da realizzare in seconda linea rispetto al fronte alberghiero. Secondo intervento, ditta Mazzon Massimo, Mazzon Cristina, Mazzon Erika e Mazzon Elisabetta, quest'ultima delegata dagli altri proprietari. Tutti i proprietari del bene censito del catasto terreni del foglio mappale 42, del foglio 42 mappale 777, del Comune di Caorle, via Canova, proposta del 3 marzo 2020, protocollo 7832, sostituita nella versione integrale in data 23 giugno 2022, protocollo 24542, proponente la riclassificazione urbanistica della zona territoriale omogenea D5, zona per insediamenti alberghieri, in zona territoriale B1, zona residenziale e turistica esistente di completamento, al fine di riqualificare la volumetria esistente e consentirne il cambio d'uso. Per il suddetto immobile nel 2015 la ditta aveva chiesto la trasformazione ma non aveva dato seguito alla presentazione formale dell'istanza da recepire con apposita variante al piano degli interventi. Terzo intervento, ditta Luana SRL, proprietaria del bene censito al foglio 34, mappale 347 del Comune di Caorle, viale Falconera. Proposta del 9 agosto 2021, protocolli numero 30.821 e 30.858, integrata in data 3 giugno 2022, protocollo 25.386 e proponente la riclassificazione urbanistica della zona territoriale omogenea D5, zone per insediamenti alberghieri, in zona territoriale B1, zona residenziale e turistica esistente di completamento, al fine di qualificare la volumetria esistente e consentirne il cambio d'uso. Quarto intervento, ditta Marina Palace Hotel SRL, proprietaria dell'area sita in Caorle a foglio 34, mappale 332, posta tra Viale Falconera, Via Piemonte e Corso Chigiato, proposta depositata in data 14 maggio 21, protocollo 19070 e successivamente sostituita a seguito a valutazioni istruttorie in data 22 marzo 22, protocollo 1824 e integrata con nota del 4 aprile 2022, protocollo 27030 e del 5 maggio 2022, protocollo 17334. Proponente la riclassificazione di 5, zona per insediamenti alberghieri, in zona territoriale B1, zona residenziale e turistica esistente di completamento dell'area suindicata a fine di realizzare un volume a fini residenziali, richiedendo altresì un incremento della superficie utile e dell'altezza massima di zona, cioè da 14 a 23 metri e mezzo. Con l'intervento è stata accolta la richiesta dell'amministrazione a garantire una quota del 25% dei futuri alloggi da destinarsi a residenza convenzionata. Con la proposta la ditta rinuncia alla disciplina della scheda alberghiera dell'Hotel Marina, numero 68, sul lotto confinante. La suddetta attività resterà disciplinata dall'articolo 21 di 5, zona per insediamenti alberghiere, delle norme tecniche di attuazione del PI vigente senza scheda.
Ora, riscontrato che le proposte vengono incontro a quelle che sono le esigenze di riqualificazione delle aree, alcune lasciate in stato di abbandono con recupero del patrimonio edilizio esistente, nello specifico la proposta della ditta Cristina SRL permette di riqualificare 2 aree oggi abbandonate, andando a realizzare una nuova struttura alberghiera nell'area dell'ex colonia di Belluno, incrementando così l'offerta turistica con risvolti positivi anche sugli aspetti occupazionali e sociali del territorio. Inoltre l'accordo prevede la cessione del Comune di Carria dell'area dell'Hotel Mexico, previo abbattimento della struttura a carico della ditta proponente, eliminando un edificio in forte stato di abbandono e all'interno di aree densamente urbanizzate. La proposta della ditta Marina Palace Hotel permetterà di soddisfare esigenze abitative stabili e turistiche, garantendo la realizzazione di un intervento edilizio di qualità architettonica con elevato livello di sostenibilità energetica, ecologica e ambientale, la realizzazione del 25% del totale dei futuri alloggi in residenza convenzionata su richiesta dell'amministrazione e mirata a favorire la residenzialità stabile del territorio costiero. Le 2 proposte di accordo sopraindicate sono state approvate con delibera di Giunta Comunale numero 111 del 23 giugno 2022, accogliendo anche la valutazione del beneficio pubblico stabilita dall'organismo di valutazione. Le altre 2 proposte riguardano invece lo svincolo alberghiero, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 15,4 delle norme tecniche di attuazione del PAT. Le proposte della ditta Mazzon Massimo e altri della ditta Luana SRL risultano avere i requisiti dell'articolo 15,4 delle norme tecniche di attuazione del PAT, ovvero avevano una recettività alla data del 10 settembre 2010 minore di 25 camere o di 50 posti letto, pertanto rientrano nella fattibilità della trasformazione con accordo di pianificazione che permetterà di soddisfare esigenze abitative, con una qualità architettonica di elevato livello di sostenibilità energetica, ecologica e ambientale, come indicato nelle proposte degli accordi nel rispetto dei contenuti della delibera di Giunta Comunale 29/2017. Anche per queste 2 proposte è stato calcolato il beneficio pubblico di natura economica sulla base dei criteri che l'amministrazione comunale si è data con delibera di Giunta Comunale numero 39 del 22 febbraio 2018 e con delibera di Giunta Comunale numero 29 del 9 febbraio 2017 per la trasformazione delle attività alberghiere. Le proposte di accordo sopra descritte, richiamato l'articolo 18 e 20 della norma tecnica di attuazione del PAT, sono in linea con i contenuti del PAT e la pianificazione sovraordinata è pertanto meritevole di accoglimento e ai sensi dell'articolo 6 e 18 della legge regionale 11/2004 verranno recepite in apposita variante urbanistica. L'ufficio urbanistica ha provveduto in tal senso a redigere apposita variante del piano degli interventi numero 21, composta dei seguenti elaborati: la relazione tecnica, verifica del dimensionamento del consumo del suolo e variante NTO, repertorio delle varianti cartografiche, verifica di assoggettabilità a VAS, asseverazione non necessità vinca e valutazione di compatibilità idraulica. Viste le proposte di accordo di pianificazione depositate e sopracitate, comprensive altresì dell'ordine di bonifico del 10% del beneficio pubblico, dato atto che le ditte con la proposta di accordo di pianificazione si sono obbligate a dare attuazione alla previsione della variante urbanistica entro i termini di 12 mesi dall'approvazione della variante, nello specifico sono impegnati a sottoscrivere presso un pubblico ufficiale, registrare e trascrivere a propria cura e spese l'atto d'obbligo unilaterale entro 12 mesi dall'approvazione dell'accordo o secondo le disposizioni della delibera di Giunta Comunale numero 29/2017, ovvero dall'entrata in vigore della variante urbanistica in oggetto, a depositare contestualmente il 90% del beneficio pubblico stimato o a chiederne la rateizzazione versando 30% depositante adeguata polizza fideiussoria per valore residuo, a presentare entro i successivi 6 mesi dalla registrazione dell'atto d'obbligo l'istanza del titolo di diritto abitativo dell'intervento. Pertanto la delibera prevede di approvare i 4 accordi già sottoscritti dai richiedenti con l'accordo di sottoscriverli presso pubblico ufficiale, di adottare la variante numero 21 al piano di interventi con i cambi di zona urbanistica. Avrei finito. Se ci sono interventi su questo punto? Nessuno? Prego, Assessore Antelmo. Ecco, grazie Presidente. Era solo per mettere una cosa a fuoco. Il Evaristo, il consigliere delegato all'edilizia, ha letto molto velocemente e non volevo che passasse inosservato un punto che è secondo noi qualificante questa amministrazione, un punto politico, cioè il desiderio di ritornare a dare degli alloggi a prezzo convenzionato alle giovani coppie. In questa circostanza, in uno degli interventi letti dal Evaristo, emerge che il 25%
della volumetria realizzata nel retro dell'ex-hotel Marina sarà destinato a edilizia convenzionata, cioè significa che noi, seguendo anche le linee politiche del programma di questa amministrazione, vorremmo dare la possibilità alle giovani coppie di ottenere e acquistare una casa a prezzi ragionevoli, cioè a prezzi di costo. E volevo che questo passaggio fosse, come dire, puntualizzato, perché è un passaggio politico che definisce e qualifica questa amministrazione. Grazie. Ci sono altri interventi sul punto? Nessuno? Passiamo alle dichiarazioni di voto. Prego, capogruppo Zia. Grazie Presidente. A riguardo del punto esposto esprimiamo parere favorevole. Grazie. Prego, capogruppo Marchesan. Visto che si tratta di importante riqualificazione del nostro territorio, anche noi esprimiamo parere favorevole. Benissimo. Consigliere Baso, prego. Io mi astengo. Benissimo. Passiamo alla votazione. Voti favorevoli? Astenuti? Il Consiglio approva. Passiamo alla immediata... Ah no, niente, questa non ha immediata esecutività. Passiamo direttamente al punto 10. Relativo all'approvazione del progetto relativo alla costruzione di un fabbricato ad uso magazzino sull'area sita, su un'area della parrocchia di Santo Stefano Protomartire. Passo la parola sul punto al consigliere delegato Tamassia. Sì, grazie. Allora, la parrocchia di Santo Stefano Protomartire del capoluogo di Caorle ha in proprietà un'area retrostante al Duomo, attrezzata a campo sportivo, campo di calcio in erba e campo di basket, con la presenza di un vecchio bunker destinato a spogliatoi e servizi. Al fine di avere ulteriori servizi, in particolare un locale magazzino per riporre le attrezzature necessarie al gioco e alla manutenzione dei campi stessi, in data 1 febbraio 2022, protocollo 3613, ha presentato un progetto edilizio per la realizzazione di un fabbricato di forma rettangolare con dimensioni pari a 10,25 metri per 5,25 metri, composto di un unico vano ed un portico sul fronte principale. L'edificio sarà addossato al lato sud del bunker e al muro di confine, dove già esiste un fabbricato a confine della proprietà adiacente. L'area ove cade l'intervento a ridosso del centro storico, sotto il profilo urbanistico, è disciplinata dall'articolo 29 delle norme tecniche di attuazione del PRG come aree attrezzate a parco, gioco e sport. In tale aree possono avere sede solo gli edifici e le attrezzature inerenti allo sport, al gioco e alla rigenerazione fisica. Può inoltre trovare sede nelle aree stesse tutto quanto è necessario alla gestione, amministrazione e manutenzione degli edifici e delle attrezzature suddette. Ai sensi della norma citata, tali interventi sono soggetti ad approvazione da parte del Consiglio Comunale. Ciò relazionato, visto il progetto agli atti dell'Ufficio Edilizia Privata, successivamente integrato in data 14 febbraio 2022, protocollo numero 5389, come da richiesta del 2 febbraio 2022, protocollo 3786, composto di relazione tecnica, Tavola 1 di inquadramento urbanistico, documentazione fotografica, Tavola 2 stato di fatto e di progetto, Tavola 3 sistemazioni esterne, riscontrato che sul progetto è stata rilasciata l'autorizzazione paesaggistica numero 103 del 2021 del 14 gennaio 2022 per le medesime opere, dato atto che il Comune di Caorle è dotato di PAT vigente dall'8 marzo 2014, richiamate le disposizioni dell'articolo 29 delle norme tecniche di attuazione del PRG, ora piano di interventi, risultando la parrocchia proprietaria dell'area di intervento ed essendo il progetto conforme a dette norme, si propone al Consiglio Comunale di approvare il progetto per la realizzazione di un fabbricato ad uso magazzino, così come depositata in data 1 febbraio 2022, integrato il 14 febbraio 2022 con meglio sopra descritto, visto il decreto legislativo 267 del 2000, dato atto che l'argomento è stato sottoposto all'esame della competente commissione, visti gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi degli effetti dell'articolo 49,1 del decreto legislativo numero 27 del 2000, acquisito il parere di legittimità del segretario generale ai sensi dell'articolo 49,3 del regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, si chiede di deliberare l'approvazione ai sensi dell'articolo 29 della norme tecniche di attuazione del PRG, il progetto presentato dalla parrocchia di Santo Stefano Protomartire in data 1 febbraio 2022, protocollo 3613, integrato in data 14 febbraio 2022, protocollo 5389. Ci sono interventi sul punto? Nessuno? Possiamo passare alle dichiarazioni di voto. Prego, capogruppo Zia. Grazie Presidente. Esprimiamo parere favorevole. Prego, capogruppo Marchesan. Anche noi parere favorevole. Prego, consigliere Baso. Parere favorevole.
Passiamo alla votazione. Voti favorevoli? All'unanimità il Consiglio delibera. E passiamo all'approvazione della immediata esecutività. Voti favorevoli? All'unanimità il Consiglio delibera. Per quel che riguarda il punto 11, questo viene ritirato dall'ordine del giorno e sulle motivazioni di questo ritiro il Sindaco dà brevi comunicazioni. Sì, avevamo affrontato anche velocemente la possibilità di poter alleviare, diciamo così, il disagio che hanno patito diverse attività tenendo conto dei cantieri, posticipando la riapertura degli stessi solo per il periodo di settembre e rinviando poi ad una riflessione un po' più profonda nel periodo invernale di confronto con le categorie e anche naturalmente con tutto il Consiglio, di posticipare, come era previsto nella modifica del regolamento, la seconda domenica e di conseguenza col lunedì successivo l'inizio dei cantieri. Addirittura d'arrivo avremmo corso il rischio di creare per contro disagio e danni a tutti coloro purtroppo che in questo momento stanno affrontando il famoso 110, tutte quelle abitazioni, e che dovranno realizzare sostanzialmente il 30% entro il mese di settembre, pena la perdita dei benefici. Questo ci costringe, pur con tutta la buona volontà che avevamo e credo che fosse condivisa da tutti, di portare in avanti un attimo il termine della stagione turistica per consentire a quei turisti che insomma soggiornavano a Caorle di avere un po' di tranquillità. Siamo costretti, nostro malgrado, insomma, a rinviare questa decisione al periodo invernale, in maniera tale che se da una parte le attività si possono così programmare, dall'altra era troppo rischioso e questa disposizione è contenuta nel decreto convertito il 15 luglio del 2022 e ci costringe per forza di cose, come dicevo, e volevamo insomma anche motivare la nostra decisione, perché correremo il rischio veramente di danneggiare molte persone che confidavano invece in quei benefici. Passiamo ora al punto 12, l'ultimo all'ordine del giorno, relativo all'approvazione schema patti parasociali di Veritas SPA. Passo la parola all'assessore Berardo. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Con la presente deliberazione si approvano i nuovi patti parasociali della società partecipata Veritas SPA, allegato A alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziali. I predetti patti parasociali hanno l'obiettivo di garantire la partecipazione dei comuni soci alla gestione della società partecipata Veritas SPA, secondo i criteri di efficacia, efficienza e trasparenza. I patti parasociali sono scaduti in data 30 giugno 2022 e si rende necessario approvare i nuovi, quali sono sostanzialmente simili a quelli scaduti, ma portano al completamento dell'integrazione dei servizi nel bacino territoriale, quale gestore unico del servizio integrato dei rifiuti urbani e del servizio idrico, secondo il modello dell'in-house in regime di continuità con gli attuali affidamenti. I patti parasociali stabiliscono in particolare il numero dei componenti e le modalità di nomina del Consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e dell'amministratore delegato e le modalità di svolgimento del controllo analogo di Veritas SPA da parte dei comuni soci. I patti parasociali in approvazione prevedono la possibilità per i comuni già soci di Alisea SPA e Asia SPA e precisamente i comuni di Jesolo, Eraclea, Ceggia, Torre di Mosto, Musile di Piave, Noventa di Piave, Fossalta di Piave, San Donà di Piave, Caorle, Cessalto, Genson di Piave, Quarto Altino, Melo e Cavallino Treporti, di nominare 2 membri in Consiglio di amministrazione. Per i comuni della Riviera del Brenta, già soci ACM SPA e precisamente i comuni di Mira, Mirano, Spinea, Martellago, Scorzè, Dolo, Noale, Santa Maria di Sala, Salzano, Campo Nogara, Campolongo Maggiore, Pianiga, Vigonovo, Stra, Campagna Lupia, Fieso d'Artico, Fossò, insieme con i comuni di Marcon, Mogliano Veneto, Preganziol, Quinto di Treviso e Zero Branco, di nominare 2 membri in Consiglio di amministrazione. Per il comune di Chioggia, sentiti i comuni di Cavazze e Decona, 1 membro in Consiglio di amministrazione. Per il comune di Venezia, 4 membri in Consiglio di amministrazione. Il Presidente del Consiglio di amministrazione della società verrà nominato dall'Assemblea dei soci su proposta degli enti locali già soci di ACM SPA, ovvero dei 17 comuni facenti parte della Riviera del Brenta e del Minese, con il gradimento del Comune di Venezia. La durata in carica del Consiglio di amministrazione è 3 anni, ovvero 3 esercizi finanziari. Infine, i comuni soci
Nomineranno il collegio dei sindaci e l'amministratore delegato, garantendo il controllo a parte dei comuni dell'operato della società Veritas sui servizi affidati in qualità di società in-house. Grazie. Ci sono interventi su questo punto? Nessuno? Passiamo alla dichiarazione di voto. Prego, capogruppo Zia. Grazie Presidente. Riguardo il punto esposto, parere favorevole. Grazie. Prego, capogruppo Marchesan. Noi ci asteniamo. Prego, consigliere Baso. Astensione, grazie. Passiamo alla votazione. Voti favorevoli? Astenuti? Consiglio approva. Passiamo alla votazione sulla immediata esecutività. Voti favorevoli? Astenuti? Il Consiglio approva. Questo era l'ultimo punto all'ordine del giorno. La seduta è conclusa e vi auguro buona serata. Grazie Presidente. Grazie Presidente. Abbiamo fatto tutto lo studio.